Il nuovo Fete a lotta, ma il Sasso Marconi dimostra tutta la sua forza ed espugna con un poker di reti Rubini Casali. La situazione in chiave salvezza rimane la stessa con le sconfitte di Digore e Savignanesi, e quest'ultimi però devono recuperare una gara con il Football Cabaronco, ma i gialloblu per conquistare i play-out dovranno compiere una vera e propria impresa. Parte bene il nuova Fete, ma il Sasso Marconi passa alla prima occasione, protesta la squadra di casa per un fallo non fischiato su Friat, gli ospiti manovrano palla a terra, poi Galassi lancia da sinistra per Gessi che tutto solo controlla magistralmente al volo in fila di destro Lazzarini. La squadra di casa reagisce con Baldini al centro del gioco ed è proprio il capitano un giallo-blu a sferrare il gol su assist al rimorchio di Friat, tiro respinto da un difensore. Poi al 32esimo, sempre il capitano con conclusione da fuori area chiama Celeste alla respinta con i pugni, l'azione prosegue, su Maine cross alla destra, la palla arriva sul secondo palo a Pavani, cui tiro sporco diventa un assist per Casalboni che allunga la gamba e trova una deviazione vincente. Quarto gol con la maglia giallo-blu per l'ex Digaro che esulta la Bellotti, attualmente la Fiorentina, un richiamo al soprannome Gallo con cui viene battezzato anche a Nova Fetea. Nel recupero il Sasso Marconi si fa vedere con un bel sinistro da fuori area di Geroni, Lazzarini attento si distende e mette in angolo. A inizio di ripresa i bolognesi accelerano e si rendono pericolosi, prima dall'angolo con Lazzarini bravo a smanacciare, infine con una manovra insistita che porta Fiorentini al tiro, l'attaccante è bravo a girarsi spalla alla porta, la conclusione però termina al lato. L'attaccante riporta i vantaggi solo al 60esimo minuto, palla recuperata da Sasso Marconi al centrocampo, due tocchi per lanciare i fiorentini che sull'imbalzo fulmina di destro l'incolpevole Lazzarini, 2-1 il nuovo sorpasso. Ospiti che sfiorano il tris ma la sfera si accomoda sul fondo, poi sempre dall'angolo altro timido tentativo bolognese. Il nuova Feta si vede con una conclusione dalla distanza che chiama la presa a terra celeste, lo stesso Fiorentini chiude il conto alla mezz'ora, l'attaccante conquista palla sulla sinistra ed entra in aria con una serpentina saltando due avversari e infilando da posizione ravvicinata sul primo palo l'incolpevole Lazzarini. Il nuova Feta ci prova con un tiro da fuori area di Evaristi e infine con Piva. Entrambe le conclusioni terminano di poco alto, ma il Sasso Marconi dilaga al 91esimo, Venturi sugli sviluppi di una rimessa laterale entra in area di rigore in slalom e serve Culla, bravissimo a girarsi e infilare sul palo lontano Lazzarini. 4-1 il finale.